E allora, avvocato, Ma qui si guardi, parla di indipendenza, di autonomia, ci sono due differenze che vorrei che lei ci chiarisse, perché sì, il consigliere Marotta ha già parlato prima 392 e la 342, due passaggi differenti, e io ho capito parlando con molti cittadini che ben poco hanno compreso invece. sì, c'è molta confusione e non è casuale. La Regione Veneto ha votato i giorni scorsi, il Consiglio regionale, l'11 giugno ha votato la 392 sull'autonomia e il giorno dopo ha votato la 342 sull'indipendenza. Due realtà completamente distinte, direi opposte e distanti, anzi, che non hanno nulla in comune. Nulla proprio. Nulla, assolutamente, direi che una è intraordine, cioè all'interno Quindi dell'ordinamento non sono italiano, conciliabili in qualche l'altra modo. è intraordine all'ordinamento internazionale, cioè il Consiglio regionale del Veneto si è posto, nel caso della proposta di legge sull'indipendenza, come rappresentante della sovranità del popolo veneto e si è collegato non alla legalità interna, ma senza contraddirla si è legato alla legittimità internazionale. Dopo lo spieghiamo in un attimo per non creare qui. La 392, quella sull'autonomia, non è frutto di un progetto politico, di un gruppo che da tempo persegue questo obiettivo, è stata utilizzata, messa sul tavolo dopo il 17 settembre, allorché si era discusso ancora il progetto di indipendenza, allo scopo di ostacolare il progetto di indipendenza. O trovare una via... No, diciamolo meglio, per creare confusione alle persone per bene, ai cittadini veneti che con loro buon senso, se si trovano davanti due proposte, e dice, beh, piuttosto di niente, se è meglio qualcosa, butto vedere che perdimmo anche l'autonomia. Se sappiamo l'autonomia, questo è il concetto. Vuol dire abusare della buona fede dei cittadini, vuol dire approfittare del fatto che non si sono dati, non si danno volutamente ai cittadini veneti gli strumenti della conoscenza. E quando non si conoscono le cose vengono fuori in buona fede, come il mio interlocutore alla mia destra prima, delle affermazioni che poi i giuristi vanno a smentire. Perché tutto dovrebbe essere dentro il confine, il recinto, lo chiamo io, della Costituzione. La Costituzione ha degli strumenti al suo interno, l'articolo 10 per esempio, che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E nel diritto internazionale c'è anche, non solo pattizio, ma nel diritto naturale, l'autodeterminazione, che è una cosa che è sconosciuta ai più, è un concetto inesplorato, non è quantomeno volgarmente stato mai trattato. E questo io lo porto a vantaggio di chi, però non adonchiamoci i titoli per cancellare, cestinare immediatamente una cosa di cui non si ha conoscenza. Confondendo su questo passaggio, la Regione ha approvato tutte e due le leggi. E quindi allora, la 392 sull'autonomia, quella cosa che si chiede ma di cui è titolare lo Stato, l'hanno concepita, ripeto, solo per ostacolare il progetto dell'indipendenza. Basti vedere l'articolo 1, dice una cosa incredibile, è una norma impresentabile, dice che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a instaurare con il governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum, cioè vuol dire addirittura non tratta neanche i propri, è proprio una pagliacciata. Questa è una cosa ridicola, è una presa in giro, è una cosa che... E non costituzionale. Questa è già stata bocciata nel 2000 una proposta, mi creda, migliore di questa, perché i giuristi possono confermarlo, i colleghi, migliore di questa, formulata in termini tecnici molto più precisi, più interessanti e anche più diciamo presentabili, e questa qui è una presa in giro, lei capisce, addirittura si va a trattare il contenuto del referendum, ma per carità, il 116 consente già alla Regione di trattare direttamente con la rappresentanza attuale maggiori competenze, quindi è stata fatta al solo scopo di intralciare il percorso indipendenza. Se poi vuole, ma il dettaglio lo lasciamo perdere, ha formulato in questa proposta, sarebbero ipotizzati ben 5 quesiti, tra cui alcuni palesemente incostituzionali, come diceva Marotta, giocandoci sopra. Quello volete voi che trattenga la regione all'80%, a parte che già trattiene il 76%. No, ma infatti, ma non potevano essere messi neanche quelli. O altre sciocchezze, oppure vuoi che Veneto diventi una regione a statuto speciale, cioè tutte cose che non rientrano che non hanno nessun significato, cioè che questa è stata pensata solo per ostacolare la seria proposta che è quella dell'indipendenza, quella sì che è seria, ed ha un solo quesito, dottoressa Cognito, ed è un quesito chiaro, inequivoco, diretto, senza fronde. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, o sì o no? Qui non si bara, non si gioca, è molto seria.
La legittimità di questo percorso, questo lo dico ai due amici che mi seguono e che stanno a mia destra, è data dal fatto che non contraddice l'ordinamento costituzionale interno e al tempo stesso si collega e sfrutta e utilizza, come citava il professor Favero, anche una pronuncia straordinaria che rimarrà un caposaldo per un tempo lunghissimo, anche quella però a destinato, che è quella della Corte internazionale di giustizia sul caso del Kosovo, che ha perfino regolato il problema che sembrava insuperabile di come giustificare o difendere, perché l'Italia dice io voglio difendere l'integrità dei confini, ha spiegato anche quello, ha detto che il diritto di autodeterminazione, quando espresso in modo democratico, con la formula per via istituzionale che stiamo perseguendo noi, evidentemente viene prima del diritto degli Stati a difendere i confini, se è espresso in modo democratico. Abbiamo tutto un percorso che è difendibilissimo, il problema è la comunicazione, dobbiamo trovare il sistema per spiegarlo alla gente. Quindi la consultazione referendaria sull'indipendenza è una rotta chiarissima, un solo quesito, senza equivoci, senza frondoli, sul quale coloro i quali difendono questo statalismo, questo centralismo, si oppongono impedendo, come ha detto benissimo l'avvocato Fogliata prima, l'esercizio di un diritto, perché in fondo non si chiede al Consiglio regionale, non si è chiesto di esprimersi sull'indipendenza, si è chiesto al Consiglio regionale di mettere a disposizione di 5 milioni di cittadini veneti, o meglio di quella parte, 5 milioni che ha diritto di voto, la possibilità di esprimere il loro. Il popolo veneto ha compreso la dinamica di questo passaggio, perché secondo me, mi scusi fare il parallelismo anche se non è forse congruo, però come dire, votate per l'uscita dall'euro o stare dentro l'euro. Le persone non hanno capito le dinamiche economiche fondamentali, tanti dicono ci vorrebbe avere qualche elemento in più di conoscenza, devo fidarmi di quell'economista, perché un economista ti dice una roba, uno te ne dice un'altra e ti trovi veramente in imbarazzo. Ed è la stessa cosa, restare dentro l'Italia o uscire con indipendenza di che tipo? Che penso che sia quello che in grande sostanza ci chiedono le imprese, ci chiedono anche la signora Maria, che in tutto rispetto che ci sta seguendo con apprensione. Beh, come abbiamo già detto diverse volte, non si tratta di uscire dall'Italia, è l'Italia che deve uscire dal Veneto, perché siamo stati aggregati all'Italia nel 1866, si chiamava già Italia prima, pertanto non vedo perché si parli ancora di secessione. Il nostro è un popolo, l'ha ricordato prima anche il professor Cavallin, abbiamo 1100 anni di storia e questo è il titolo primo che ci dà il diritto di essere un popolo. Ecco perché, oltre che per motivi meramente economici, vogliamo anche ripristinare la nostra identità di popolo veneto, avere coscienza di quello che eravamo e di quello che torneremo ad essere. Poi per quanto riguarda i numeri, li ha prima sottolineati anche l'avvocato Alessio Morosin, abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi più, se sommiamo i 10 miliardi di interessi passivi per un debito pubblico che il Veneto non ha mai concorso a fare, allora se facciamo una scaletta rapida degli ultimi 20 anni abbiamo regalato allo Stato italiano 400 miliardi. Poi se sommiamo anche gli interessi passivi quanti diventano? Ecco allora, mi sembra che la risposta sia estremamente chiara, perché quali sono i vantaggi del Veneto. Intanto io ho qui una brochure di Unioncamere che dice che con il modello Veneto ci sarebbero 523.000 unità in meno, e parlo della pubblica amministrazione, adesso vediamo se trovo la pagina, con un risparmio effettivo immediato di 34 miliardi. Ma mi sembra che questo Stato, ogni volta che si tocchi il discorso pubblica amministrazione, si blocca tutto. La prima cosa che ha fatto Monti, quando è venuto a governare questo paese nominato come gli ultimi tre, era il primo dei tre, che cosa ha fatto? Ha aumentato gli stipendi dei dirigenti di Palazzo Chigi. La spending review, e prima il signor Dell'Anci diceva ma perché non passiamo all'autonomia? Bisognerebbe proprio essere ridicoli per dire queste cose. Guardi qua, questi sono dati di Unioncamere, il 70% della spending review è stato fatto gravare sugli enti locali. Fermola, tengola ferma, questa è proprio in basso, eccolo. Con il primo anno di indipendenza un prodotto interno lordo che crescerebbe del 12,2%, tenendo conto che siamo a 150 miliardi di PIL e che il Veneto ha un'economia superiore di ben 10 paesi dell'Unione Europea, e la prima cosa da fare immediatamente è diventare indipendenti. Ci sarebbe una risposta, un volano, vero volano, che trascinerebbe tutta l'economia veneta. Altro che gli 80 euro fasulli di cui ha parlato il Presidente del Consiglio, che secondo una stima di Federconsumatori, che non è certa alleata di Indipendenza Veneta, si tradurranno effettivi in 15 euro.
Non dimentichiamo che il Veneto ad oggi ha 195.000 disoccupati, una cifra mai raggiunta. Questi sono i benefici di stare in Italia, con un debito pubblico che sta oltrepassando i 2.150 miliardi. Dall'era Monti ad oggi abbiamo aumentato il debito pubblico di 240 miliardi. Questo Stato è tecnicamente fallito ed è irriformabile. Tutti continuiamo a parlare di autonomia. Qua prima l'Italia esce dal Veneto, prima il Veneto si salva e forse riuscirà anche a rigenerare l'Italia. Altrimenti non c'è nessun'altra condizione per poter fare diversamente, che questo è uno Stato che alimenta solamente la burocrazia e i tecnocrati, aumentano le leggi e c'è sempre meno diritto. Come diceva Sant'Agostino, quando a uno Stato si è tolto il diritto, che cosa resta se non una grossa banda di briganti? Questa è una grossa banda di briganti e basta. Sì.